Ciao a tutti, benvenuti, Virus 101, il Veneto Cosmico, di nuovo ai comandi, qui pronti per partire per un altro pezzettino della missione. Stasera cosa faremo? Finalmente arriveremo a Barnard Loop, e destinazione ovviamente della missione, come avete potuto leggere nella descrizione del video, nelle descrizioni del video precedente, nei video precedenti. Insomma, tutto quello che riguarda sta missione è appunto orientato al raggiungimento dell'obiettivo di questa sera. Quindi ho già marcato il waypoint al settore Trapezium, quindi un bel settorino, qui è proprio al centro della nebulosa. E cosa faremo? Raggiungeremo questa destinazione, come al solito navigheremo qualcuno di questi puntini soliti che vedete qua, sono tante stelle, ci gireremo intorno e insomma faremo un po' tutte le varie cose del caso che si fanno di solito, che si fa quando si fa l'esplorazione nello spazio. E andremo via un attimino veloci, adesso dopo andremo a vedere qualche stella là intorno, dopo farò un saltino veloce a Horsehead, quindi a testa di cavallo qua dietro, giusto perché insomma ci sta un attimo. Come vedete la forma di questa particolare nebulosa vista da una determinata angolazione può ricordare la testa di un cavallo, a volte anche quella di un lama, ma hanno preferito usare il cavallo invece del lama. Perché il lama sputa, lo sanno tutti. E dopo, visto che sarò qua, magari anche in solitario andrò a vedermi un attimo Orion Dark Region, ma insomma non c'è nulla di super interessante. Insomma, per quello che abbiamo visto nelle nebulose pensavo e anzi speravo che ci fosse qualcosina di più interessante da vedere nelle nebulose. Ovviamente chi fa esplorazione ha un attimo tutto il tempo di star lì a guardare sistema per sistema, stellina per stellina, che cosa c'è, che cosa non c'è. E invece chi come me fa un attimo questa tipologia di missioni votate allo streaming, è inutile che tedi i telespettatori con un sacco di operazioni similari. È per questo che comunque anche questa missione andrà a concludersi velocemente, quindi la California Nebula verrà assolutamente ignorata. Andremo a fare una bella serie di salti di ritorno, giusto per andare a concludere questa missione di esplorazione nello spazio, insomma neanche troppo profondo, perché non è che ci siamo spostati di tantissimo dai sistemi iniziali. Insomma, siamo partiti da qui a qui, si tratta di circa 1000 light years di distanza dal punto di partenza, quindi insomma nulla di così estremo. Insomma, diciamo che fare le missioni esplorative estreme vuol dire arrivare al centro della galassia, oppure andare verso per esempio le zone queste qui, o addirittura cercare un attimo i dati nell'orlo esterno, quindi proprio nelle zone super esterne. Giusto per farvi capire, se noi volessimo adesso andare a vedere una stella qua in centro, insomma vedete che disastro di roba c'è qua, ci lamentavamo che lì avevamo tanta roba da vedere. Prendiamo per esempio questa stella, se riusciamo a selezionarla in mezzo a questo smarasma, vedete che ha 26.000 e passa light years di distanza, il che vuol dire che facendoci velocemente 2-3 conti di tempo in gioco, per arrivare là servirebbero circa una quindicina di ore di tempo reale, quindi insomma con l'outfitting mio attuale, insomma considerate un po' i tempi medi di percorrenza, e con tanto di ritorno ovviamente si tratta di arrivare intorno alle 30 ore di gioco. Orari molto interessanti. Comunque noi, come vedete, ci siamo spostati di pochino e insomma ce la siamo andati a divertire qui, detto proprio in italianissimo perfettissimo. Ok, tolto l'italianissimo perfettissimo, andiamo nei nostri bookmark qua nel Trapezium Sector. Insomma, avevo già tracciato i waypoint all'inizio della missione. Qui cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un bel plot della route e andremo a vedere quanti jump ci serviranno. Sorpresa sorpresa, per fare 113.60 light years ci servirà un solo jump. Perché? Perché se ci avete seguito nell'episodio precedente avreste visto come, se ci avete seguito nell'episodio precedente, avrete visto, parliamo in italiano corretto, Daghe, come si carica l'FSD all'interno di una neutron star, di una stella di neutroni. Quindi abbiamo caricato l'FSD nella stella di neutroni e questa cosa qua ci ha dato un
di jump range, ne abbiamo addirittura 172.54, quindi a fronte di 113 light years di jump, addirittura in questo caso qui andremo a perdere circa una sessantina di light years di jump, che è una cifra spropositata considerando che la nave, questa qua mia di base, di suo fa 40 light years di jump, quindi andare a caricare l'FSD dentro le Neutron Star ha il suo perché. Anche se fate trasporto passeggeri, io vi consiglio di trovarvi delle Neutron Star sulle stelle vicine ai punti di partenza delle missioni e di super caricare sto benedetto FSD, se no veramente non arrivate più. Altra cosa interessante riguardo l'FSD appunto è, un attimo che lo troviamo, sì, magari si accendo il cervello oltre che il gioco. Ok, è questa cosa qua. Nella sintesi, come già dicevamo l'altra volta, preparatevi bene i materiali, perché dopo anche dice ma che cazzo servono? Si fa, ma servono proprio queste cose qua a fare questa cosa qua. Se noi adesso avessimo una sola allora, un'unità di niobium e un'unità di itterium, potremmo aggiungere il 100% della distanza, quindi a fronte di 172 light years fatevi un attimo di conti a quanto riusciremo a arrivare. Facendo un attimo conti mentalmente saremo intorno ai 344 light years di distanza in un unico jump, quindi con un po' di materiali, una bella Neutron Star, possiamo veramente accorciare le distanze all'interno di sta benedetta galassia. Comunque anche già le Neutron Star sono un'ottima spinta. Ovviamente tutto ciò è in relazione al carburante che avete, ma ciance alle bande, bando alle ciance, cominciamo a muoverci, perché se no non arriviamo più. Mi ego, voglio derivare. Dai, impissite su motor. Ok, allora calma, premiamo bene il tasto, non facciamo boiate. Il throttle, allora adesso parleremo un fiapo a codici fiscali, giusto per utilizzare una terminologia con cui solitamente ci additano i non addetti ai lavori. Allora, il throttle su Lotus non è dei più precisi, stiamo usando un Cytec X52 versione base, non la versione Pro. Ragazzi, i soldi sono quelli che sono, ne ho anche già spesi troppi per comprare sto trabicolo che comunque dà molte soddisfazioni. E dicevo, il throttle, quello di controllo del movimenti verticali e laterali, non è che sia proprio dei migliori, cioè è buono ma ha delle lacune. Per esempio avrete una sola direzione alla volta, quindi se volete spingervi verso l'alto vi sposterà verso l'alto, a destra, ma se volete fare una diagonale sarà abbastanza difficile impostare il throttle affinché faccia una diagonale. Ci sono molti altri modi di farlo, quindi comunque dopo potete comunque sempre riconfigurare l'OTAS, che è il nostro bel joystick con la manetta, bello grande, imponente, e anche, giusto per dirla tutta, tanto visto che ci stiamo ancora allontanando da qui, molto simile ai due comandi di gioco, quindi sia alla manetta qui di sinistra che al joystick qui di destra, che adesso vedete che opero. Ok, sono due cose molto simili, insomma. Giusto per rimanere un attimo in tema, in nota, quando cambiate i controlli, io per esempio ho fatto un attimo un cambio dei controller sul mio joystick. Praticamente se lo ruoto, se lo sposto a destra mi muovo a destra o a sinistra. Ecco, questa cosa non viene replicata nei comandi che vedete qua. Io adesso sto ruotando il mio joystick e il gioco lo sta girando a destra come nei comandi di default, quindi è un'altra piccola nota a riguardo, che insomma trova il tempo che trova. Come dicevamo anche l'altra volta, ci sono molte altre cose da sistemare. E cosa abbiamo trovato qua invece? Vediamo di fare una bella rallentata. Intanto scansioniamo sta cosa. No, ok. Ah, che pollo. C'ero anche a frenare bene, ma proprio no. E qua sullo sfondo vediamo la nostra bella nebulosa, dove siamo andati a finire. Ecco qua, andiamo a fare un attimo una scansione, vediamo cosa è successo qua dentro. Ok, andiamo avanti. Cosa no, guardate, non ci penso neanche, mi sono già rotto i maroni a fare una cosa del genere. Ecco qui, adesso ritorniamo in Super Cruise e andiamo avanti. Adesso cosa facciamo? 3, 2, 1. Dai che andiamo.
Dai che andiamo, come diciamo qui, dai che andiamo. Adesso mi faccio un attimo uno screenshot, scusate, ma un jump da 114 light years finora mi era capitato solo un'altra volta e non avevo screenato, e questa cosa non va bene. Voi lo vedete in tempo reale, chi lo sta seguendo in questo momento, chi non lo stesse seguendo in questo momento lo vedrà in podcast. Io nella mia piccola banca dati di screenshot mi terrò lo screenshot di questa cosa. Bene, cosa fare? Partiamo. Avviamo l'FSD a tutta manetta e pronti per il salto iperspaziale. 114 light years e Barnard Loop. Stiamo arrivando finalmente dopo 3-4 episodi fatti e finiti. Quinto episodio, anche se è il numero 4, ho fatto un sottoepisodio per la nebulosa precedente, quindi sull'episodio 3.01 03.1, vediamo i numeri come sono. Adesso quarto episodio, episodio marcato come numero 4, ma effettivamente è quinto episodio, giusto perché non vogliamo incasinarci la testa, non vogliamo diventare scemi con le numerazioni, siamo proprio oh yeah. E quindi, per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo completando il jump verso Barnard Loop, un jump di 114 light years fatto in un'unica fumata unica, grazie a una bella stella di neutroni trovata ieri. Eccoci qua, abbiamo già scoperto 11 nuovi oggetti. Ok, facciamoci anche un attimo una bella scorpacciata di carburante per la nave. Ci allontaniamo un pochettino. Andiamo via, andiamo un fia via. Ok, adesso rallentiamo che voglio fare un attimo una scansione di questa stellina. Dai, sì, stiamo cabrando molto lentamente perché insomma i motori al minimo, come è giusto che sia. Andiamo a fare una scansione della system map e tra un po' andiamo a vedere in che regione dello spazio profondo siamo arrivati. Minchia, quanta roba, e già vedo una cosa che mi fa essere molto felice. Vedo che questi sistemi, queste stelline sono già state scoperte dal pilota Stully, quindi grazie Stully che sei già passato qua a scoprire tutta sta roba qui, ok, non dandoci la possibilità di scoprire una stella nuova. Grazie caro vecchio amico mio. Non so neanche chi sia Stully, però comunque niente, era giusto per dire che preso un sistema a caso. Facciamo un'altra cosa però, perché non ho proprio voglia di schiantocchiarmi qua. Ok, allora torniamo sulla Galaxy Map e andiamo a vedere dove siamo finiti. Allora, siamo qui, ho detto ho preso un sistema a caso molto vicino, praticamente all'interno di Barnard, e già qualcuno c'era passato, quindi insomma ditemi voi che probabilità ci sono di trovare sistemi già visitati all'interno di queste aree qua. Eppure guardate, tutti questi puntini par quasi che cazzo siano già stati visitati tutti. Stessa cosa per Running Man, chi si collegasse adesso vedrebbe questa cosa qua, tante stelle, tanti puntini, già tutti visitati, pazzesco. Io ogni tanto resto basito da queste cose, insomma. Tanti hanno tanto tempo, cioè gente che ha veramente tanto tempo da dedicarci, beati loro. Allora, dicevamo, questa stella è già, questo sistema è già stato scoperto. Qui vediamo un puntino azzurro, eccolo qua, bit del sistema, ecco qui, vedete tutta la nebulosa di Barnard con le altre. Ok, perché siamo offline? Allora, lo stream è ancora in corso. Certo che lo stream è ancora in corso, non capisco, sto notando un attimo dei problemi di trasmissione stasera. Sembra che ci sia qualcosa che non va. E vado a controllare il router, torno subitissimo.
Ok, per chi ci stesse seguendo adesso, niente, volevo comunicare un piccolissimo problema di connettività. Non so cosa stia succedendo, ma sinceramente già in passato abbiamo avuto modo ampiamente di lamentarci delle connessioni installate nelle nostre case dai nostri buoni e bravi provider e sinceramente adesso ho il video in rosso da verde che ero prima, mi sta dando un sacco di problemi la connessione stasera, quindi chi ci sta seguendo abbiate un attimo di pazienza perché staccare il router in questo momento penso sia l'unica soluzione. Non lo so, riuscite a darmi un feedback di come si vede la cosa? No, perché ho la chat anche disconnessa. No, siamo ritornati in chat, vediamo un attimo. Allora, lasciamo un attimo la nave andare. Facciamo un attimo una prova. Ciao a tutti, come si vede? Eccoci qua. Perché se io non lo so, YouTube mi dà in rosso, ma sinceramente non vedo grosse problematiche, quindi non vorrei dover interrompere la trasmissione per poi dover riprendere e fare un ulteriore podcast con un ulteriore video. Adesso vediamo un attimo, facciamo 2 o 3 manovre qua intorno, vediamo un attimo come si comporta il video. Da voi, quindi là vedo un sacco di latenza, come bitrate non siamo malaccio, ma eccolo qui. Ragazzi, ci sono circa 10 secondi di latenza. Ok, allora lascio un attimo l'astronave col muso piantato per fuori e vado a controllare una cosa sul router, torno subito. Bene, eccoci qui ritornati. Ok, ho riavviato un attimo lo stream, che vediamo un attimo se adesso si riesce a vedere un attimo meglio. Purtroppo stasera tanti problememini con la connessione, dovrei proprio riavviare il router e sinceramente questa cosa non mi va proprio perché vorrebbe dire perdere uno stream e dover fare un doppio podcast successivo, quindi non lo so, sto ancora decidendo un attimo. Allora, nel frattempo che decido andiamo nella nostra fida Galaxy Map. Nel frattempo andremo a chiedere un feedback a qualcuno qui intorno. Ok, perfetto, intanto siamo tornati in verde. Ok, Sensi, Olaf e bla 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 hanno già scoperto tutto quello che dovevano scoprire qua dentro. Ok, eccoci qua. Quindi anche questo sistema non ci è di nessun interesse. Andiamo a prenderci la Galaxy Map e andiamo a puntarci sul prossimo sistema. Eccoci qua. E andiamo, bene, sembra che le connessioni si siano assestate, le trasmissioni sono riprese e bene, adesso procediamo. Chiedo scusa un attimo per questa temporanea interruzione e questa problematica riguardante la comunicazione. Scusate lo stream, quindi la linea mia qui a disposizione, però ovviamente nel 2017 domandare una fibra stabile, veloce e allineata con gli standard odierni di connettività pare una cosa assolutamente impossibile su questo paese. Noi qui dovremmo, se fosse per la Telecom secondo me avremmo ancora il 56k come modem, quindi
Diciamocela tutta per quelle persone che non hanno neanche idea di cosa possa voler dire avere una buona connettività anche nelle case, ma non solo per il discorso anche di giochi, è tanto un discorso anche commerciale, è un discorso di tante cose, insomma ci sono dei mercati che si basano completamente sulle connettività, pensiamo che semplicemente alla videosorveglianza, ma vabbè. Abbiamo già fatto polemiche che basta nei giorni precedenti, adesso invece andiamo a vedere cosa troviamo in questo sistemino. Qui vediamo, speriamo che non sia stato scoperto da qualcuno anche questo, pazzesco, pazzesco ragazzi, è una cosa incredibile, cioè non c'è un sistema che sia uno dove qualcuno non sia già passato a mettere una bandierina su sti pianeti, ste stelle. Questo era anche interessante, cioè guardate che giganti gassosi, nane, bla bla bla, insomma ci sono le nane tutte tane, ok, dei bei pianeti pieni di vulcanismo, ok, eppure anche in questo caso qui Sensi, questa oggi, ok, per questo sistema qui, prima era un altro, oggi è, in questo momento è Sensi, ha già girato questo sistema qui. Vabbè. Andiamo al prossimo. Ok, allora adesso mi stavo volutamente spostando in questa direzione per poi procedere di qua. Eccoci qua. Anzi, anche senza allontanarci troppo dal centro. Ok, 58 light years da percorrere, 2 sistemi da visitare. Perfetto, dai, partiamo, facciamoceli velocemente. Allineiamo e andiamo. E andiamo a vedere cosa troveremo là più avanti. Anche perché nel frattempo sono già passati 26 minuti. Salutiamo Xaber Warframe che si è appena, penso si sia collegato adesso o dopo o prima, non lo so, però vedo che ci scrive che si vede bene, quindi grazie un sacco del feedback che ci stai dando qui. È sempre utile sapere la qualità video com'è, infatti, anche perché devo regolare sempre al millesimo le cose e non posso mai andare abbastanza tranquillo, e quindi appunto avere i vostri feedback è sempre una cosa molto molto utile per noi che siamo di qua, perché purtroppo tante volte non ci rendiamo neanche conto. A volte mi è capitato di buttare via ore e ore di stream perché non mi ero semplicemente reso conto che stava scattando il video e l'audio, una cosa incredibile, tante volte, però purtroppo succede così. Comunque, ok, ringraziamo nuovamente Xaber Warframe. E nel frattempo, benzina è fatta, diamo un occhio veloce nella speranza che non ci sia passato nessuno. Invece mi sa. Tequila, cazzo, tequila, ci ha preceduto su questo sistema, quindi niente da fare neanche per questo sistema. Procediamo col prossimo. One Last ci comunica che da lui salta e nel frattempo salutiamo anche Red. Ciao ragazzi, siamo in tantissimi stasera, grazie davvero di partecipare a questo stream. E domandina veloce, ma ti salta il video, l'audio o hai mancanze, troncamenti di video e audio? Ah, ok, anche Red conferma che salta, e allora niente. Problema della mia connettività purtroppo, vedo che ho una perdita circa di un 20% di fotogrammi, e nonostante che avessi già scalato altre cose dovrei spegnere tutto e riconfigurare ulteriormente le cose. Adesso vedremo magari per le prossime volte di fare qualcosa di un po' meglio. Più che altro dovrei farmi aumentare la banda di upload. Magari un giorno riusciremo a fare una petizione affinché possiamo avere delle bande di upload decenti. Sì, effettivamente vedo anch'io il video che scatta. Sì, infatti è un po' una combinazione di cose, potenza del PC e purtroppo banda della connessione. Devo anche rendermi, più che altro devo mettermi in testa che quando faccio queste cose qua devo staccare il wifi dal router, che non si sa mai che mi attaccano Netflix di sopra e mi fregano quel poco di banda che ho. Altro sistema molto bello questo, comunque tornando a noi, facciamo un po' il piano, ma
nuovamente Tequila ci ha mangiato il primato per l'esplorazione di questo sistema, quindi anche qui recuperati i dati minimali, torniamo alla Galaxy Map e adesso andiamo a fare una cosa bellina, visto che siamo qui. Cominciamo ad andare verso la nebulosa successiva, quindi spostiamoci verso di qua, andiamo a vedere se può esserci una neutron star qua da qualche parte. Dove siamo? Qua. Mm, Tentiamo la sorte qui, dai. Tac. Anche perché appunto volevo arrivare velocemente a Horsehead Nebula, alla testona di cavallo. Vabbè, un jump, dai, facciamocelo veloce. Facciamocela veloce, sta sgaloppata fino al prossimo jump. Andiamo avanti, veloci. Via, pam! E via. Oh. Scusate. Ah, niente, ci ha fregato. Ho visto un puntino azzurro nello sfondo, ho detto sia mai che, e invece no. E invece no, speravo di vedere quel pallino con i due coni intorno, ma così non era. Peccato. Come dicevamo prima, vediamo se riprendiamo, eccolo qui. Come dicevamo prima, trovare una neutron star è molto comodo. Si supercarica l'FSD e si svolazza in un attimo a 170 light years di distanza in un unico jump. Volesse il cielo che ne troviamo uno, volesse il cielo che troviamo un sistema dove nessuno è passato, cioè sono 400 miliardi di stelle dentro sto gioco. 400 miliardi, milione di stelle in più, milione di stelle in meno. È una cosa assurda e sono già state quasi tutte visitate. Ma ma boh. Sempre la speranza di trovare qualche posto dove non sia ancora passato qualcuno che non hanno passato al pettine i vari settori. E dai, ecco qui, stellina bianca. Riusciamo a fare la scansione prima di smaltarci nella stella? Bella domanda. Adesso ci proviamo. Adesso che proviamo, vediamo cosa che viene fuori. Dai. Benzina si è fatta. Pam. Stella scansionata. Adesso allontaniamoci. Diamo un fuori da qua. Vediamo. Dai che non è passato nessuno. È come non dirlo. Ne è passato nessuno. Questa volta Coolgrim ci ha fregato il sistema. Quindi Galaxy Map e procediamo verso la prossima destination. La prossima destinazione che se DA no de qua. Beh, allora guarda, potremmo fare anche così, visto che vedete 150 light years di dista. Gli serve un permesso sconosciuto per raggiungere il sistema che abbiamo marcato come destinazione. Eh sì, è come One Last ci fa presente, dobbiamo andare parecchio distante. Me ne sto rendendo conto anch'io, è una cosa incredibile, ma vanno veramente esplorato di tutto. Arrivare a Horsehead e anche un permesso sconosciuto, cioè, che è sta storia? C'è una nebulosa spersa nel nulla e niente, tutti i sistemi di Horsehead, sappiatelo, hanno, adesso l'ho scoperto anch'io, adesso hanno bisogno di un permesso speciale. Vediamo se almeno qui ci lascia arrivare, ma credo di no, perché tutto quello che sarà marcato sotto Horsehead probabilmente richiede. Sì. No, cioè proprio non si riesce. Allora, vediamo se troviamo qualcosina qua intorno dove poter. Ma i più vicini sono questi trapezium qui.
Ah, devo anche informare. Serve da informarsi un attimo a capire perché mi serve questo permit assurdo in una zona qua. Cioè, c'è qualcosa di strano perché non si può arrivare a Horsehead. Nel frattempo stavo cercando di calcolare la route fino a qua. La route. Ma sembra che il sistema non voglia saperne. Vabbè, andiamo su quello vicino. Dai, sono 3 jump. Ce la faremo? Oh, quanti me ne ha fatti? 1, 2, 3, 4. Ah, è un sistema difficilotto questo. Va bene, dai. Andiamo. Boh, dai che andiamo. Ok. Il raggiungimento di quel waypoint che avete visto adesso, quindi quella destinazione che stiamo impostando ora, completerà la missione di oggi. E finita la missione di oggi, dopo la prossima puntata, quindi il discorso lì è quello, quindi a breve avremo anche il microfono nuovo. One Last invece ci fa sapere che ha trovato qualcosa di strano e deve indagare, perfetto, quindi vai One Last, beato te che ti riesci a trovare qualcosa di interessante. Io finora trovo solo sassi e controsassi, non siamo stati molto fortunelli nella fase esplorativa. E niente, quindi procediamo oltre. Intanto nel frattempo, come al solito, non ci faccio molto affidamento, ma andiamo a vedere se qui c'è già passato qualcuno, come non detto, quindi insomma la speranza di trovare un sistema non visitato c'è ancora. E ok, temperature buone anche se stanno salendo, ma dovremmo, ok, riuscire a fare il jump senza scottarci le chiappe. E One Last, facci sapere dai cosa trovi, facci sapere. Ok. Ok, sì, bitrate è tornato entro valori normali. Ringraziamo tutti quelli che sono passati in canale a guardare un attimo quello che succedeva. Li saluto calorosamente e anche chi è uscito dallo stream. Record di visite oggi, quindi insomma grazie, anche se non per molto tempo, ma insomma dai, ci impegneremo a migliorare la situazione. E per chi ci sta ancora seguendo in questo momento, avviso che ho preso una decisione e allora al termine di questa missione ah sì, Red, ti rispondo subitissimo. E niente, dicevo, al termine di questa missione andrò a fare un video sull'esplorazione di Sol, quindi andiamo a vedere anche un attimo il sistema solare dentro Elite Dangerous, quindi come mi avevano chiesto in precedenza, l'ho trovato proprio una bella idea molto interessante, quindi faremo un video veloce anche di esplorazione del sistema solare e niente, quello lì sarà un prossimo video che faremo. Ulteriore progetto su Elite, lì vedremo un attimo se avrò ancora un po' di tempo, fare un po' di video da Deep Space Exploration, però ci penserò più avanti. Per rispondere a Red che mi chiedeva in considerazione la possibilità di provare commercio di materiali illegali, allora quello che viene comunemente detto in Elite che è lo smuggling e il contrabbandiere, e sì, già fatto un sacco di volte e tra l'altro nelle prime versioni del gioco era una carriera anche molto ben remunerata. Un attimo che parlo ma poi mi deconcentro in italiano corretto, ma mi sconcentro detto in termini di gioco, quindi altro sistema già scoperto, andiamo avanti. E sì, ho già fatto commerci materiali illegali, missioni di smuggling e altre cose, ma vedo che non ripagano più come una volta pagavano bene, adesso quasi pagano molto poco, io non lo so. Red, purtroppo non si può saraccare in canale, è una cosa che non è molto bella da fare. Diciamo, quando giocavamo in TeamSpeak erano usate come intercalari nelle frasi e qui adesso insomma cerchiamo di fare un po' i bambini bravi.
per risponderti un attimo alle domande che ci poni. Per rispondere invece a Xaber Warframe nel frattempo, che ci chiede se siamo incentrati in esplorazione, e allora allora io adesso sto facendo una serie di missioni esplorative perché sinceramente mi ero un po' rotto i maroni di tutte le missioni che proponeva il gioco, quindi missioni assurdamente lunghe con reward, quindi con ricompense molto basse. Dopo il nerf che hanno fatto della versione 2.2 mi ero un po' stancato sinceramente. Ho provato un po' gli ingegneri, ho provato varie cose del gioco, ho detto adesso bene, adesso proviamo anche l'esplorazione. Vedo che mi sto trovando abbastanza bene, quindi potrebbe essere un po' il futuro di Elite, ma ti avviso anche che Elite non sarà l'unico gioco che verrà trattato dentro questo canale, anche se così può sembrare per ora, perché sono insomma tantissimi canali dedicati, cioè tantissimi video dedicati al gioco. È un gioco con cui mi sono ecco qua, infoata, questa qui è passata una bella ninfomane già su questo sistema. Là. Comunque dicevo, giusto appunto sfrutto il tuo accenno per ricollegarmi al discorso che stavo dicendo prima. E una volta che terminerò un attimo questi video relativi a Elite, andremo a fare cosa? Andremo a selezionare anche degli altri giochi. Volevo fare un altro paio di video su Doom, volevo fare anche un video su Deus Ex, il nuovo che è uscito, cos'è, Mankind Divided, e altre cose. Prossimo gioco spaziale, stavo valutando un gioco un po' particolare che è in prossima uscita, che costicchia, quindi devo farmi un attimo due conti. Intanto nel frattempo andiamo a vedere dove possiamo andare nella prossima tappa. Niente, mi tocca proprio uscire da di qua perché tutti quei sistemi sono sotto Horsehead e niente, non c'è modo di passare per di là, quindi dobbiamo passare per di qua per andare qui sopra, che è il punto. Anzi no, guardate, abbiamo un'altra Flame Nebula qua, dai, andiamo a vedere questo. Sì, carino, dai, andiamo qua. Sì, e allora ok, Red hanno fatto molti cambiamenti nel commercio, hanno aggiunto trasporto passeggeri e svariate altre cose, però fondamentalmente si riduce sempre nel fare praticamente sempre le stesse cose. Adesso ritorno in argomento tra pochissimo, visto che ci siamo, ci gustiamo tutto il gas della nebulosa di Barnard, quindi ci facciamo una bella scorpacciata di gas nebuloidi. Eccoli qua, come vedete, lì sullo sfondo quella è la testa di cavallo che attualmente non possiamo raggiungere perché non abbiamo il permesso di raggiungere una nebulosa spersa nel nulla. Non capiremo mai il perché di queste cose, ma magari andrò a informarmi un attimo e vediamo di aggiungere eventualmente nelle descrizioni del video successivamente. Adesso cominciamo a muoverci verso fuori, raggiungiamo la mini nebula che abbiamo trovato la prima, salutiamo il centro di Barnard e ripartiamo. E per completare il discorso con Red, sì, hanno fatto molti cambiamenti, purtroppo hanno incasinato un po' le cose e hanno nerfato un sacco, quindi anche le missioni di trasporto sono difficilmente remunerative. Missioni che prima ti davano sui 300k adesso ti danno 20-30k, missioni che prima ti pagavano 1 milionata, 2 milionate, adesso ti danno neanche 200k, quindi capisci che è un po' strana la cosa. Hanno sbilanciato da una parte, ribilanciato da un'altra, hanno fatto un sacco di casotto secondo me, ma dopo dipende tanto dai ranking, da tante varie cose, insomma fattori che bene o male tutti che giochiamo Elite lo conosciamo. E visto tutta questa serie di casini, sul più bello che avevo cominciato a farmare un po' di soldi, quindi avevo riuscito a tirarmi su qualche milioncino perché volevo passare al Python e andare a fare un po' di combattimento anche per divertirmi un po' di più, e purtroppo ho dovuto fermarmi perché passare a fare missioni di trasporto da 10 milioni a 50.000, 60.000, capisci che la differenza è sbalorditiva. E c'è anche un video dove completo in un'ora neanche una missione da 10 milioni di trasporto. Se vai sul video dedicato al trasporto passeggeri, quello non è fatto in streaming, è proprio video, vedrai come in un tempo relativamente breve ho fatto una bella pacca di soldi con un'unica missione di trasporto. Insomma, ce n'erano tante e via.
E One Last nel frattempo ci aggiorna sull'ispezione che stava facendo. Nel frattempo siamo tornati in rosso di nuovo con lo streaming, chiedo scusa, quindi andiamo velocemente a chiudere la navigazione. Diceva c'era un pianeta che nella mappa invece del simboletto blu identifica segnava il segno rosso, semplicemente non è accessibile. Ok, perfetto, grazie One. Quindi ulteriori informazioni a livello di gioco: se vedete un cerchio rosso che circonda un pianeta, come ci comunica la One Last, non è un pianeta semplicemente non accessibile. Perfetto. Ricollegandomi col discorso di prima, sì, non farò solamente video riguardanti Elite. Elite è una fase di questi giorni qui che andremo a completare con il chiudersi di questa missione. Dopo può essere che verrà fatto qualche altro video, magari di giocate fatte insieme agli amici o qualche missioncina che magari mi vado ad inventare, ma dopo andremo a finire un attimo i video su Elite. Come dicevo, prossimi giochi, volevo trattare un attimo il nuovo Deus Ex Mankind Divided, l'ho preso in offertona su Steam un po' di tempo fa e mi piacerebbe sì dedicarci un peletto di tempo. Nel frattempo siamo arrivati a destinazione, come vedete che fatica che facciamo. Ok, e volevo fare anche un altro video su Doom, e nel frattempo che faccio un attimo questi video riguardanti questi giochi qui, stavo pensando e ponderando di passare a Dual Universe. Sam Great ci ha fregato a sua volta, benissimo, non c'è neanche un pianeta atterrabile qua dentro, quindi facciamo così, andiamo alla stella qui più vicina, vediamo dove possiamo andare, andiamo sulla stella più vicina che è questa. Ok, un attimo che andiamo a trovare la nostra destinazione e il pianetoide di parcheggio. Sì, carburante siamo a posto, un po' che non lo controllavo. Perfetto. Niente, dicevo Dual Universe. Dual Universe è un giochetto che mi costerà abbastanza, perché ho intenzione di prendere il pack, quello anche per l'alfa, closed beta e tutto il resto. Morpg spaziale l'hanno definito come un piano, perché sono tante cose da dire. Allora, voxel, open space, sandbox, MMORPG e chi più ne ha più ne mette. Insomma, sulla carta sembra un gran giocone, nella pratica staremo a vedere. È un gioco ad abbonamento mensile che io odio particolarmente, però con un minimo investimento iniziale, quindi facendo un attimo il pledge sulla loro pagina, quindi gli diamo un po' di soldini inizialmente, potremmo avere un sacco di mesi di gioco pronti all'uso. Signore, YouTube mi segna ancora in rosso, quindi andiamo velocemente a trovare un pianeta dove parcheggiare per finire i discorsi e finire un attimo la discussione della missione di oggi. Purtroppo la connessione stasera ci ha un po' tradito e l'arrivo a Barnard Loop è stato un po' funestato da questa connettività ballonzolante. Diciamola ballonzolante per essere un po' così. Perfetto, ok. Grazie Xaber, grazie di aver partecipato, ti salutiamo tutti calorosamente e sì, il video ovviamente sarà disponibile poi nel canale e grazie per il buon proseguimento, per l'augurio che ci fai, un augurione a te anche per per le tue future partite, per il tempo che dedicherai in gioco e quello che sarà, insomma, basta dire cose. E Erwalter, perfetto, ok, allora se troviamo il comandante Erwalter sappiate che è Xaber Warframe che ci ha seguito finora. Grazie. Dai, facciamo un invento. Grazie Walter e se vedemo alla prossima. Ok, adesso andiamo a vedere se riusciamo finalmente a trovare un pianetucolo. Qui finalmente abbiamo una lunetta atterrabile. Di nuovo Stulli ci ha preceduto. Usciamo e andiamo. Continuo a rimanere un po' basito da questa cosa qui, ma vabbè, dai, non importa. Pianeta parcheggio trovato, nebulosa di Barnard esplorata. Non siamo potuti passare per Horsehead perché serve un qualche tipo di permesso, quindi magari un giorno lo capiremo o quel che sarà. Manovriamo e andiamo a vedere fino a questo
pianetucolo unexplored. Nel frattempo siamo ripassati vicinini alla stellina. Manetta sul blu e andiamo avanti. Qualità dello stream è pessima in questo momento, se riuscite a sentirmi lo spero, perché io qua vedo tutto a trote, quindi scusate, vado a parcheggiare velocemente e via. Tra un po' partiranno le telefonate al mio provider, perché non si può. Anzi, scusate, ho trovato un sacco di cose. Aggiunto in tempo reale, perfetto, grandiosi. Ah, ecco, se c'era qualcos'altro dentro questo sistema, però vabbè, noi andremo ad atterrare qui, non è che non ci interessa molto altro. Vediamo qui. Vabbè, abbiamo anche trovato un po' di... Ah, c'è anche del niobium che ci potrebbe servire, quindi può essere che dopo magari mi farò un giretto sulla superficie di questo sasso arancione. Per procedere nei discorsi, dicevo sì che partirà una bella telefonatina al mio provider, perché i discorsi devono finire. I soldini dell'abbonamento e della connettività li vogliono, e quelli vengono pagati mese dopo mese, ed è una cosa assolutamente irrispettosa nei confronti di qualsiasi consumatore non fornire i servizi per i quali uno sta pagando. Se io vado in bar e mi ordino una birra media, mi dai una birra media, non mi dai una birra piccola al costo di una birra media, perché se no te la tiro in faccia, o non te la lascio lì e non te la pago. Perché? Perché si chiamano truffe, e le truffe non piacciono a nessuno, e queste connettività qui sono a livello delle truffe di cui stavo accennando prima. Quindi giusto per fare un piccolo, leggero, veloce paragone con la situazione nostra qui. Insomma, anni di combattimenti con il provider, per cosa? Per riuscire ad arrivare ad avere qualcosina. Per carità, poteva andare molto peggio, potevo anche non riuscire a fare un minimo di streaming, però visto che, ribadisco, i soldini li vogliono, i servizi devono anche fornirli. Se riusciremo a trovare soluzioni alternative per la connettività, ben venga, perché? Perché saremo in grado di fare dei video migliori. Cioè, insomma, siamo nel 2017, dovremmo essere in grado di avere almeno quei nostri 10 megabit di banda di upload e i nostri bei 100 megabit di banda in download. Non so perché mi sta droppando così brutalmente. Ah sì, eccoci qua, no, tutto giusto, tutto corretto. Andiamo al pianeta. Dai. Mamma mia. Una zucca gigante, un sucotto, come diciamo qua. È una succa gigante. Suca o zucca in italiano, che vuol dire zucca. Mentre suca è un'altra cosa. Ok, un attimo, che è un planetoide un po' grandicello. Andiamo ad atterrare nel primo spazio disponibile. Vedo che lo stream è tornato in giallo. Vabbè, speriamo bene. Dai che andiamo ad atterrare, andiamo a completare questa fase della missione. Sì, dai, andiamo ad atterrare qui, ancora 400 metri. Cominciamo a vedere i sassetti per terra. Cosa c'è là? Ok. Sempre nella speranza di incontrare qualcosa di alieniforme durante le esplorazioni, cose che sono capitate a un po' di piloti, ma ci sono dei sistemi specifici dove gli alieni si fanno vedere, quindi dovrete cercare nel caso un po' online di trovare gli alieni, sì. Magari, cioè, scusate, di trovare dei settori dove potete andare a visitare rovine aliene e similari. Sarà un atterraggio difficile. Ok, vediamo se vediamo se qui è possibile parcheggiare. No, non gli piace. Vediamo qua. Eccoci qua. Sapevo che c'era qualcosa di parcheggiabile qua. Perfetto. No. Ok. Motori fermi. Andiamo giù. Oh, eccoci qua. Perfetto.
E adesso abbiamo parcheggiato, la nave è ferma e tranquilla. Qui, come vedete, abbiamo... no, scusate, di qua. Questo è l'unico pianetucolo che abbiamo esplorato. Oggi abbiamo terminato, sì, l'esplorazione di Barnard Loop, insomma, come anche dicevo poi per la nebulosa precedente, esplorazione è una parola grossa, cioè abbiamo guardato qualche sistema qui intorno, visto un po' di pianetoidi, guardato un po' di fondali con questa nebulosa che ci guardava e ci abbracciava praticamente. Ovviamente stare qui a fare un'esplorazione completa di tutti i sistemi di una nebulosa e affini eccetera eccetera richiederebbe almeno tipo una settimana, quindi un tempo di percorrenza assolutamente non compatibile con quello che è insomma i con quello che è la possibilità di fare uno stream, insomma, di tenerlo attivo e anche interessante, perché ovviamente, insomma, cioè, va bene tutto, parlare, chiacchierare, divertirsi, eccetera, eccetera, però bisogna anche fare un po' di interessanti. Sì, sì, infatti concordo perfettamente con te, Juan. Sistemi bloccati con necessità di permessi potrebbero sì essere per espansioni future, arrivo degli alieni o cose strane, magari contenuti in più che vogliono aggiungere. E, altri motivi no, sinceramente non ho idea neanch'io, magari è qualcosa che dipende dal... boh, sì, secondo me, cioè, a rigor di logica dovrebbe essere una cosa del genere. A conti fatti non lo so. Comunque, piccola anteprima in questo frangente del sistema su cui andremo a tornare. Andremo a tornare, ma cazzo, mamma mia, scusate, testa mi fa brutti scherzi. E il sistema a casa che sarà il nostro punto di ritorno, ok? E qui a 1300 light years, prossima puntata, faremo tutto il viaggio di ritorno, da lì fino a qua. 1384 light years da percorrere, quindi nella prossima puntata fino a casa. Speriamo di trovare una qualche neutron star, nel frattempo preparerò tutti i materiali per fare un jump di dimensioni spropositate, quindi giusto per citare, accendiamo la velocità smodata e ce ne torniamo a casa molto velocemente, quindi speriamo di riuscire a fare questa cosa, almeno ci gustiamo un attimo un jump da quasi 400 light years in un soffio, giusto così per vedere se riusciamo a fare i bravi e tornare indietro. E detto ciò, qui andiamo a chiudere la trasmissione di oggi e ringrazio tantissimo tutti i comandanti e i giocatori che ci hanno seguito questa sera e che hanno sopportato la mia voce per 58 minuti 22, 23, 24 secondi, quello che sia. Quindi grazie a tutti ragazzi, veramente grazie. E spero di vedervi presto nelle prossime puntate, nei prossimi video, nei prossimi progetti che ho per questo canale. E quindi detto ciò, buon divertimento a tutti, chi sta giocando si diverta e insomma si appassioni, nel caso ci faccia sapere anche delle sue avventure, perché no, potremo anche trovarci magari un bel giorno e insomma pubblicarci i nostri bei video di qualche avventura fatta così assieme. Quindi nel caso siate interessati fatemi sapere. A breve sistemerò anche un attimo un canale Google Plus, se volete appunto scrivere. Sento la necessità di avere anche una pagina esterna per ulteriori aggiornamenti. E detto questo, concludiamo lo stream di oggi. Ringrazio nuovamente tutti quanti e niente, alla prossima. Virus 101 Transmission Out, grazie ancora e ciao a tutti.